La società di Temple ha provveduto a depositare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie D con allegati documenti necessari, adempiendo così a tutti gli aspetti organizzativi e regolamentari indispensabili per la richiesta. È stata la stessa società biancazzurra a comunicarlo attraverso un proprio comunicato stampa. Ciò che invece sta andando un po' a rilento è il calciomercato, infatti dopo alcune riconferme rappresentanti lo zoccolo duro della scorsa stagione, il DS Peppe Camarata si sta concentrando sulla composizione della rosa degli under. Ripilogando, attualmente hanno accettato di rimanere in Megasur il difensore di Michele Fragapani ed Angelo Rechichi, l'esterno Alessio Mannina, l'attaccante Simone Scozzari, il fantasista Paolo Grillo, l'esperto centrocampista Desiderio Garufo, con il quale è stato concordato un biennale. Ritorna alla base invece dopo una stagione con il Mazzara e il difensore Davide Locascio, mentre arrivano ad infoltire il numero degli under a disposizione del tecnico Lillo Bonfatto, l'esterno sinistro e mezzala di centrocampo Rocco Riggio, classe 2004, la scorsa stagione a Vittoria. Dal punto di vista tecnico invece è stato inserito nello staff di Bonfatto Giovanni Tedesco, un giovane 25enne in possesso del patentino di allenatore e agrigentino pure sangue. Si parla con insistenza del possibile arrivo di un giovane portiere classe 2001. Si tratta di Salvatore Marino, proveniente dalla CR Messina e in precedenza con il Melfe. Mentre, e questa è notizia dell'ultima ora, è arrivato il nuovo centravanti per la Cregas. Si tratta del ghanese Eiram Leven, classe 99, ex Budone in Serie D, e tra campionato e Coppa ha collezionato una sessantina di presenze realizzando complessivamente 15 reti. In un recente passato ha militato con Virtus Verona, Union Clodiense, Chioggia e Villafranca Veronese. Tra le sue esperienze anche quella in Kosovo con la maglia del KF Trepkan 89. Avanti dunque con la linea giovane, quindi l'Agregas riconferma un giovane del proprio vivaio, offrendo anche 2 anni di contratto. Ci riferiamo al difensore esterno basso Giovanni Di Stefano, classe 2006. La scorsa stagione Di Stefano, malgrado la giovane età, ha accumulato diverse presenze in prima squadra e diverse convocazioni anche nelle rappresentative nazionali juniors di Serie D. Riconfermato anche il centrocampista Rodolfo Sinatra, classe 2002, con precedenti esperienze con Canicattì, Cittanovese, San Luca, San Cataldese e Licata. Sinatra, lo ricordiamo, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo e del Mantova.